Voi i fevelin un tic di Rovigne e Pincian, due comuni sconfinanti ma differenti e che hanno condividuto vari momenti di storia. C'è molto si fa a la confondio, una è di qua e una è di là da laghe, no? Quale aghe? Mi sa che vi ha bisogno di un po' di ripetizioni di geografie. Clamin che i due di Udin, va? Chiale caccia, biel. Buondì e ben rivas. Voi sinchita gli schiel di Rovigne, calciale giusto di fronte ai quei di Pincian. Rovigne e Pincian sono due comuni caratterizzati di varie bellezze naturalistiche e la conformazione del territorio è stata importante di storie per via delle sue posizioni strategiche. La sfida di UE sarà rispondere a varie domandute sempre sul territorio, che il Calvinci alziaterà un premio, che l'altri une penitince, quindi buone fortune. A non sconventarà. Grazie. Prime domande. C'è che divide i due comuni di Rovigne e Pincian? Il tagliamento. Tagliamento. E par Furlan? Tiliment. Tiliment. Quindi il comune di Pincian è in provincia di? Pordenone. Pordenone. E che il di Rovigne in provincia di? Udine. Di Udine. Ius elenchi un po' di frazioni e località e i vesi dimi in qual dai due comuni sono. Dai, sono pronto, vai, sei tutta. Mures, Nures, Pincian. Ragogna. Manacions, Ragogna. Pincian. Chiampeis, Pincian. Pinzano. Chianodus, Ragogna. Rovigne. Pignan, Pincian. Pignan. Pincian. Valerian, Ragogna. Pincian. Vile, Pinzano. Pincian. Quel, Pincian. Ragogna. Pontaibe, Pinzano. Pincian. Lo hai fatto giusto, eh? e Borg. Pinzano. Rovigne. L'ho sparate tutte a caso, I territori di Rovigne e Pincian sono stati importanti scenari per dai fas di c'è event storic. Tre opzioni. Ok, aspetta. A. Prime guerre mondiali. B. Seconde guerre mondiali. C. Terremoto. Per il terremoto. Prima guerra mondiale. Chialant de planure viers Pincian i viodin un edifici imponente sulle sue alture. C'è esal. A. Un sacrari militare germanic. B. Che il carreste des fondes di un chistiel. B. Il castello. Sacrari militare. C'è ese la tabine. A. Un piccolo insetto che l'attacca le splantesi tabac. B. Une par d'altiliment che si poteva guardare facilmente col traghetto. Guarda, è la B, lo so perché sono andato a fare il bagno, quindi è quella. Allora, è una parte del terremoto che io lo facevo a nuoto, potevo navigare ai miei tempi, no. Lo crote, non sai se è giusto. La B, insomma. C'è ese la stretta di Pincian. Ma è una domanda tra bocchetto? Pensavo ci fossero le Allora, opzioni. la stretta di Pinzano, La stretta di Pinzano, cioè posso immaginare che ci sia, no? L'acqua che va, finisce in un coso così, l'acqua, di conca. insomma, una stretta, no? Si chiude, Stretta. no? Insomma. Oh, benon! Il nostro quiz è finito e vi un fortunato Federico, che vince un'escursione guidata per itinerari di grande guerre, con une preparatissime guide storiche. Lo so, noi rimaniamo di gustare le robe. Di che altre bande invesete Mattia, che per rinforciarsi il spirito della sconfitta, al guadagno comunque une biele corse di scol sui classi in grave. Une corse. Cor, den als che genoi. Dai, push well. Dai, che ti fas nome che venga la circolazione. Il video è finito, lasciateci un bel like e iscrivetevi, mi raccomandi.